A Venezia per diversi secoli, in attesa dell'illuminazione pubblica, le calibuie naturalmente spaventavano. Gli omicidi nei tempi antichi non erano infrequenti. Pensate che si deve anche al gran numero di omicidi, se a Venezia si vede la presenza di moltissimi capitelli. Preoccupata dalla frequenza con cui si commettevano delitti lungo le strade, la Serenissima nel 1128 ordinò infatti che fossero illuminate per mezzo di cesendei, piccole lanterne, dal latino cicendele, lucciole. Sopra di esse furono poste delle immagini sacre per fermare la mano di ladri e assassini. Nel 1450 il governo ordinò che quanti volessero percorrere la città di notte dovessero essere provvisti di lume. Nacque così la figura del codega, vocabolo che alcuni intendono far derivare dal greco odegos, guida, una sorta di facchino che si appostava fuori dei caffè o dei teatri, pronto a servire quanti volessero farsi accompagnare a casa. L'illuminazione dell'intera città per mezzo di ferrai, fanali, avvenne nel 1732. Tutti erano obbligati a contribuirvi, eccetto i miserabili. E solo dal secolo successivo Venezia iniziò a produrre da sé il gas per i suoi lampioni, grazie a una officina che si trovava a Santa Marta.